Pronto signorina, scusate, faccio l'orario, ha scongiugato i fatti vostri. Signorina, signorina, scusate, fate scongiugato i fatti vostri, ma sta un Salvatore con voi. E allora signori andate a letto, signori, io voglio fare la prova. Signori, forse chi sono io? Ma voi non fate impressionare, signori, non voglio farvi del male. Scusate, io sono vecchio e non potessi mai fare male, perché io conosco, diciamo, come uno sa da comportare con una vogliata come voi. Io però volevo fare la pilluccia. Io mi parlando con vostro fratello, a scena appena tutta la situazione, mi è arrivato a capire che io conosco molto bene a Dominique. Lui signori, non mi impressionate, non pensate a qualcosa, non pensate a niente. Io ho parlato con voi perché le cose non stanno bene come. Avete capito? Signori, voi non fate impressionare, sto dicendo, le cose non vanno bene. Voi pensate con Salvatore così, così e così, mentre con Salvatore è canò e canò. Avete capito? Io non potevo, mi è uscito a parente con questo. Mi è uscito a parente. Voi lo sapete, che la cainata era la zia, la buonanima e la nipote di mio fratello si teneva a vostra cognata. Ma c'è tutte cose, siamo parenti. Con il mellone si prova prima, avete capito? Il mellone non aspettate a dopo, perché potessero rimanere dispiaciuti. Invece voi domandate prima le cose come vanno e guardatevi fatto questo. Avete capito, signori? Signori, sapete come si fa, no? Signori, ricordate che ad assaggiare prima vino e poi dicete che è buono. Tanti auguri, signori. Signori, questo è un matrimonio che darà 70 anni. Voi quanti anni tenete, mo? Voi quanti anni avete? 33. Salite la coppia e 100, state a posto allora. Siete a 103. Signori, com'è che siete un po' anziana? Come? Signori, io tengo un malo sospetto per voi, però. Tengo un malo sospetto, signori. Voi già state a 3 voci. No. Lo passo fra vostro, arrivederci. Ma raccomando a voi, tanto augurio.